Nel suggestivo spazio espositivo dei percorsi visivi, il Museo Open Air, nato a gennaio del 2021 tra i ruderi della Montevago Antica, l'Associazione Culturale Regia Mania con il patrocinio del Comune di Montevago ha realizzato la mostra personale dell'artista Bruto Pomodoro, titolata Dimore Archetipi, che è stata inaugurata ieri sera con un evento aperto al pubblico, al quale hanno preso parte le istituzioni cittadine. Dopo il grande successo di visitatori, la risonanza mediatica ottenuta, il museo, nato nel cuore del Belice per celebrare la memoria attraverso la forza rigeneratrice dell'arte, continua il suo percorso di arricchimento ospitando le opere di un artista di caratura internazionale come Bruto Pomodoro, figlio del noto Gio Pomodoro. All'evento sono intervenuti Tanino Bonifacio, critico d'arte e assessore ai beni culturali di Gibellina, Giuseppe Maiorana, presidente della rete museale Bellicina, dottor Calogero Armato, assessore al turismo, sport e spettacolo del comune di Montevago. Ha condotto l'incontro Rosi Abruzzo. La serata è stata allietata da Valeria Abate. E noi ci troviamo qui a Montevago in una via, in una piazzetta che prima vedeva la vita di una comunità radunarsi e vivere in questi luoghi. Successivamente questi luoghi sono diventati i luoghi della morte. E se voi ascoltate in silenzio, sentite ancora i gemiti di dolore, le urla di persone che scappano perché crollano le case, crollano le cose, crollano le chiese, fuggono. E questo era il momento del dolore, del tempo passato. Adesso, oggi, attraverso la nuova parola, e la nuova parola è quella della risurrezione, questi luoghi che assaporavano di sangue, di dolore, di morte, sono diventati attraverso l'arte luoghi per ritornare a vivere a nuova vita. Io concludo parafrasando una frase celebre di mio padre che cappeggiava dietro il suo luogo di lavoro, che riportava le seguenti parole: la bellezza fa male perché c'è ma viene negata. Io credo che oggi sia necessario, importante e fondamentale per la rinascita e la ricrescita del nostro paese non negare la bellezza, ma renderla fruibile attraverso qualsiasi modo, attraverso qualsiasi intervento, attraverso qualsiasi contaminazione all'interno della comunità, perché mai come oggi, in un'epoca come questa, dove l'uomo è veramente assalito da centinaia di problematiche difficili e dure da affrontare, ma non solo la pandemia, io penso anche al rischio che corriamo del riscaldamento globale, il rischio della disoccupazione che comunque sia in terra di Sicilia è molto forte, la possibilità, la speranza che attraverso quello che nel corso dei secoli ha accomunato e ravvicinato il genere umano, cioè la ricerca della bellezza e con questa la felicità che ne deriva, sia una cosa fondamentale. E quindi bene che in terra di Sicilia ci siano queste 5 opere giganti in un luogo di tragedia, in un luogo di dolore, e che adesso ritorni a rivivere come un luogo di bellezza restituita e non negata.